The Dreamer anticipazioni dal 19 al 23 aprile. Jeanne e Sanem vittime di un grave incidente. Più tardi Jeanne e Sanem vanno sulla barca e parlano del loro essersi ritrovati. Sul più bello Meckibè telefona alla figlia mentre lei e Jeanne si stanno riempiendo di coccole e le dice di non essere potuta andare alla fattoria per via di Leila. Meckibè e Nihat realizzano che Sanem è con Jeanne e sono sulla barca. Chiusa la telefonata, Nihat si chiede cosa facciano lì, visto che era stata venduta. E se fossero tornati insieme? Intanto Jeanne e Sanem riprendono i loro discorsi. Lui le propone di partire insieme. Lei, benché sia preoccupata per la reazione dei parenti, accetta la proposta. Si tratta di 2 anni, in cui lei può continuare a scrivere e lui a fare foto. Avranno dei bambini, poi torneranno e si sposeranno. L'indomani i 2 ragazzi si presentano mano nella mano a casa Edin e annunciano di essersi riappacificati. Rendono inoltre partecipi i presenti dei loro piani per il futuro. Vogliono andare a vivere i loro sogni e quando torneranno si sposeranno. Ovviamente la reazione dei genitori è catastrofica. Meckibè non accetta assolutamente la cosa e Nihat dice che non lo permetterà mai. Nihat è sconcertato per quanto ha saputo e non vuole assolutamente che Sanem e Jeanne facciano quanto pianificato. Nihat dice alla figlia che un giorno avrà dei figli e spera che non le facciano ciò che lei sta facendo a lui, cioè spezzargli il cuore. Sanem dice che Jeanne è cambiato. Nihat è preoccupato di come poterla aiutare se lei soffrirà di nuovo. Il padre conclude che sente il bisogno di riposarsi e le augura buon viaggio. Intanto Jeanne dice a Meckibè di non averla sentita dire nulla. Lei gli dice che dopo che se n'è andato la sua bambina ha sofferto tanto e lei non riesce a dimenticare. I 2 ragazzi rimangono da soli, Sanem è con le lacrime agli occhi. Jeanne la consola e propone di ritornare sulle loro decisioni, ma Sanem non molla ed è determinata. Poco dopo Jeanne e Sanem si avviano felici verso il molo. Sanem dice che troveranno la loro strada sul mare. Jeanne si chiede di nuovo se debbano ripensarci, ma Sanem non vuole assolutamente che vada come era già accaduto, a causa dei loro genitori. Mentre arrivano al molo, Sanem esprime il proprio desiderio di guidare la barca. Jeanne è poco convinto della cosa, ma lei afferma che la vela è il suo stile di vita. La chiamano Capitan Sanem. Jeanne le spiega quali siano le sue responsabilità e cosa deve fare e le dà delle informazioni tecniche. Poco dopo le fa vedere come si fanno i nodi e i 2 finiscono per vivere un bel momento romantico legato anche ad alcuni ricordi. Jeanne e Sanem tornano alla fattoria dove hanno preparato per loro una festa. Tutti sono sconvolti per la loro partenza. Yuma bacia Sanem sostenendo la nuova avventura con tutto il cuore. Ed Eren piange anche perché crede che dovrà ritornare a lavorare alla fabbrica di polli. Sanem è sconvolta per l'assenza dei suoi genitori. Jeanne e Sanem indossano i cappelli da marinaio e tutti insieme scattano delle foto ricordo. Jeanne ringrazia tutti per la festa e i meravigliosi regali. Se ne andranno ma sentiranno la loro mancanza perché sono diventati una grande famiglia. Per questo vuole che si salutino in modo corale, abbracciandosi tutti insieme. Per l'occasione Jeanne dà a Emirè la sua auto. Jeanne e Sanem si appartano in giardino, dove la maga è allestita in modo romantico e si siedono vicini lì sopra. Jeanne dice che è la loro ultima notte sulla terraferma e voleva che fosse speciale. Lei gli dice che dirà addio alla sua voce interiore. Intanto a casa Edin, Meckibè e Nihat si confrontano. Meckibè ha notato la luce negli occhi di Sanem quando li ha fatti partecipi delle loro decisioni. Tiene molto alla sua felicità e Nihat le chiede allora se accetta che i 2 ragazzi stiano insieme. Sanem intanto parla nuovamente dei suoi genitori con Jeanne, poi i 2 si addormentano. Al risveglio Jeanne vorrebbe fare colazione in barca, ma Sanem è preoccupata. Ha provato a chiamare i suoi genitori ma non le rispondono. Jeanne allora le dice che andranno dai suoi genitori, non possono partire così. Salgono in auto e durante il tragitto, mentre Jeanne le prende e le bacia la mano, vengono investiti da un grosso mezzo. Sanem viene scaraventata fuori dall'abitacolo, pur cosciente. Lentamente si rialza, le gira tutto attorno, mentre alcune persone occorrono. Guarda nell'auto e vi sale, trovando Jeanne senza segni di vita, col viso ferito e insanguinato. Disperata, riflette dicendosi che siamo responsabili per quanto ci succede, per via delle decisioni che prendiamo. Jeanne è in coma nella rianimazione di un ospedale.
Tutti, amici e familiari, sono fuori dalla stanza e lo osservano disperati dalla vetrata. Emirè dice al padre che la situazione è critica. Gli Adin si chiedono dove sia Sanem ed Emirè dice loro che lei sta bene. Intanto la ragazza si trova in un'altra stanza e le infermiere, supportate da Leila, faticano a trattenerla. Sanem vuole vedere disperatamente Jeanne e stringe in mano la collana con il suo anello. Con l'arrivo di Nihat l'accompagnano davanti alla vetrata della stanza dove è ricoverato Jeanne e nel vederlo attaccato alle macchine in Sanem aumenta la disperazione. Poco dopo giunge il medico che spiega che Jeanne ha subito parecchi danni e sta rischiando la vita, devono essere preparati a tutto. Tutti sono angosciati. Nei giorni successivi Sanem si riprende e si reca tutti i giorni accanto a Jeanne, che è stato trasferito in una stanza, e gli legge il suo libro, nella speranza che lui possa riaprire gli occhi. Passa un mese e finalmente Jeanne si risveglia. Subito chiede che cosa gli sia successo e il padre gli spiega che ha avuto un incidente ed è stato in coma. Chiede inoltre se ci fosse qualcuno con lui e Sanem gli dice che c'era lei, ma ora sta bene. Jeanne riconosce i genitori e fratello. Sanem gli chiede se ha qualche dolore e lui risponde che ha mal di testa. Poi chiede chi sia e lei risponde la tua Sanem, ma lui non si ricorda di lei. Sanem, dispiaciuta, corre fuori dalla stanza e Leila le chiede cosa sia accaduto. Mentre le racconta l'accaduto, sopraggiunge il medico e le spiega che alcuni ricordi possono perdersi per un tempo limitato. Intanto nella sua stanza Jeanne chiede chi sia quella ragazza e Aziz gli dice che con lei ha vissuto un grande amore. Poi Jeanne chiede di Pauline ed Emirè gli dice che tra loro è finita. Mekibè viene a sapere da Emirè che Jeanne si è risvegliato, ma che non ricorda alcune cose. La donna, parlando con marito, inizia a dare la colpa a se stessa, consapevole di aver creato tale situazione, ma Nihat non accetta tale discorso e dice alla moglie di smetterla. In ospedale il medico consiglia ai familiari di far tornare Jeanne alla vita normale perché questo potrebbe aiutarlo a recuperare del tutto. Seduti su una panchina, Jeanne e Sanem parlano tra loro e lui le chiede come si siano conosciuti. Sanem racconta che lei è la sorella di Leila e che si sono conosciuti in occasione della festa del 40° anniversario della compagnia. Gli racconta inoltre del bacio e che si sono innamorati e hanno avuto parecchi ostacoli. Poi la compagnia è fallita e gli dice dell'incidente proprio quando avevano deciso di fare il giro nel mondo insieme. Jeanne allora riconosce che hanno vissuto un amore pieno di emozioni, ma Sanem aggiunge che lei lo sta vivendo ancora. L'indomani Jeanne viene dimesso dall'ospedale e viene portato alla fattoria, dove tutti lo accolgono gioiosamente. Lui però è ancora un po' distaccato e non si ricorda di quel luogo. Oltre a Sanem, anche Muso è dispiaciuto che Jeanne non si ricordi di lui. Sanem intanto contatta la ditta cosmetica che precedentemente aveva fatto la proposta per la sua crema. Decide di accettare l'accordo con loro a condizione che la frigarica si occupi della campagna pubblicitaria. In questo modo, grazie al denaro ottenuto, riescono a rientrare nella vecchia sede dell'agenzia. Sanem raggiunge Jeanne nella veranda e gli chiede se si stia abituando. Lui risponde che non è proprio così. Poi le chiede perché non abbia accettato prima quell'offerta e lei gli spiega che stavano per partire per il giro del mondo in barca. Jeanne dice che non ricorda nulla, poi aggiunge che vorrebbe poter schioccare le dita e ricordare, ma non funziona così, anche se farà tutto il possibile. Lei gli fa presente che non è abituata a lui, che le parla come fosse una sconosciuta. Più tardi Sanem continua a scrivere il suo libro e dice che è molto triste di non essere più nel suo cuore, nella sua anima né nei suoi occhi, però cercherà di essere paziente finché lui non ricorderà. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!